A tutti voi bentrovati in queste giornate di festa con una dedica, un regalo da parte di Telefriuli a tutti voi per scaldarvi e scaldarci un po' il cuore e l'anima in queste giornate di festa che arrivano a conclusione di un altro anno purtroppo piuttosto difficile. Vogliamo portarvi la musica, vogliamo regalarvi un po' di musica e soprattutto un po' di speranza per chiudere un anno ed aprirne uno nuovo con uno spirito, insomma, che speriamo essere diverso da quello che ci ha accompagnato nel corso anche di questo 2021. Telefriuli ha una certezza: quando si tratta di regalare della buona musica al pubblico non ha dubbi su chi rivolgersi. Allora ringraziamo moltissimo Alessandro Pozzetto, che è qui in studio con me. Grazie per essere tornato qui con noi e grazie per essere tornato per regalarci emozioni in questo periodo di festa, emozioni che la musica ci sa regalare, toccando davvero le corde di ognuno. Non sei solo oggi con noi, vero? Chi ci hai portato? Beh, innanzitutto ci sei tu, ed è un'altra garanzia per me ritrovare te, lo staff di Telefriuli, e trovare questo calore e ritrovare un po' anche casa, perché ci sono dei posti nei quali si va e si viene accolti in un certo modo, anche nei teatri o nelle chiese, quelli che sono anche i posti che appunto sottolineano il nostro percorso del canto. Quest'anno ho voluto riportare, come anni fa, le Christmas Stars, quindi questo gruppo di ragazze, perché è la cosa più giusta, era la cosa più giusta da fare, è la cosa più giusta da fare, perché secondo me ci stiamo avvicinando, siamo già dentro e stiamo andando sempre più dentro quello che è questo universo femminile, questa energia morbida femminile che secondo me può dare una visione anche nuova del futuro che andremo ad abbracciare. Che cosa ci proporrete nel corso di questa esibizione? Sì, sarà un Natale diverso a Telefriuli, difatti dopo vedremo se i tecnici balleranno e le telecamere staranno più o meno ferme, perché sì, ci sarà qualche brano di Natale sicuramente, però ci saranno anche delle cover, dei mashup detti così, quindi delle cover messe insieme, quindi dei medley che non c'entrano nulla con Natale, ma io penso, cioè entrano nella famiglia, magari uno lì, sai, sto facendo appunto una situazione di festa conviviale, perché magari parte il ballo, tac, tac, tac. Assolutamente, la musica ci fa compagnia, ci fa da colonna sonora nella quotidianità e poi insomma anche nei momenti dell'anno che ci trovano insomma insieme, molto spesso attorno a una tavola, perché questi insomma siamo noi. Vogliamo scendere un po' più nel dettaglio della proposta, ma raccontaci soprattutto qualcosa anche di The Christmas Stars che ci accompagneranno. Sì. Ok, queste stelle, stelline di Natale, da cui ho preso appunto il titolo anche il nostro concerto, sono delle ragazze provenienti per il 90% dalla Powerful Gospel Corale, quindi l'insieme di tutti i cori che ho l'onore di dirigere, e all'interno c'è anche qualche ospite che proviene da altri cori e qualche freelance. È un gruppo in continua trasformazione, evoluzione, molto dinamico appunto, ed è capace di, essendo anche femminile appunto elemento acqua, di assumere la forma dell'elemento che vuole contenerla in questo senso. Quindi l'elemento è la musica, allora io dico loro ragazze, ok, cantiamo un brano di Natale, loro cantano un brano di Natale, cantano un brano di Pasqua, cantano un brano di Pasqua, cantano il brano dell'estate, capisci? Cioè con le donne è tutto molto più facile, tu mi puoi capire. Con le donne è tutto molto più facile, sì. Potremmo aprire una discussione, ma andremmo fuori tema. Che anno è stato per voi? Anche perché, insomma, mettere insieme un coro con più elementi in un periodo come quello, insomma, che stiamo affrontando, immaginiamo non essere proprio semplicissimo. Sappiamo anche che l'entusiasmo non viene meno, anche se forse pure quello ha bisogno di essere curato, no? Coltivato, magari soprattutto nei momenti più difficili. Sì, allora il nostro anno è partito ovviamente come in tutti i nostri cori, tutti i cori friulani, gospel e non, è partito dagli allestimenti dei brani. Ed è stato il primo scalino da superare, perché ovviamente dovevamo anche noi entrare in quelle che sono le nuove regole che ci sono state dettate,
e quindi seguire queste direttive che per forza di cose sono state sono state restrittive, questa è la verità. Tu capisci bene che cantare in coro vuol dire stare insieme, stare vicini, ed è proprio il contrario di quello che ci è stato detto, però bisognava mantenere una disciplina, giustamente, che dovesse tutelarci in qualche modo, noi e il prossimo. E superata questo piccolo scoglio, piccolo grande, abbiamo notato che la distanza tra un corista e l'altra, e ce n'è molta, invece di viverlo come una difficoltà, per noi è diventato un insegnamento. Quindi abbiamo aperto il nostro sentire, che è andato oltre all'orecchio, okay? Oltre a quella che è la normalità dello stare vicini, quindi senti il tuo compagno, lo ascolti, ma è andato verso l'interno ad un sentire molto più verticale, mi viene da dire, e un'apertura dei sensi, e non solo dei sensi ma anche del cuore. E secondo me questa cosa ci ha semplicemente fortificato e reso più potenti chiaramente nel senso più spirituale. C'è forse anche maggiore consapevolezza, perché insomma questo percorso ci ha portato a tante riflessioni, no? Con gli altri e con noi stessi. Sì, consapevolezza a diversi livelli, userei dire anche consapevolezza e responsabilità. Responsabilità che per esempio anche per coloro che in qualche modo guidano questi gruppi, e io lo faccio però a livello artistico, sto parlando di coloro che sono sempre in prima linea nel organizzare i gruppi, ascoltare le problematiche dei coristi, cercare di trasformarle e di renderle più sottili possibili, organizzare gli spostamenti, le planimetrie dei palchi, perché sai che facendo caso appunto alle distanze abbiamo anche colui che fa questo. È stata una sinergia meravigliosa e tutto è funzionato. Ovviamente ci sono dei piccoli problemi perché queste persone che si adoperano rispetto al cantante, si adoperano maggiormente per il coro, lo fanno gratuitamente, ok? E quindi assume un valore ancora più grande, ok? Più intenso. E tutto si è superato. Lo stiamo vivendo in questo momento, che appunto stiamo vivendo appieno questo tour, e il verbo è quello: andiamo avanti un passo alla volta, ok? Con più consapevolezza e responsabilità, come dicevi tu. E allora direi bando alle ciance a questo punto, perché insomma vogliamo entrare nel vivo di questa esibizione, e allora vi lasciamo a Alessandro Pozzetto and the Christmas Stars. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Dashing through the snow and a one-horse open sleigh. Where the fields we go, laughing all the way. Bells above the ring, making spirit bright. What fun it is to ride and sing this sleigh song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to rock in a one-horse open sleigh. Jingle bells,
through the snow. We are dashing, In a one-horse supper sleigh, one horse sleigh. o'er the fields we go, Over the fields we go, loving all the way. all the way. Bells on bobtail ring, make a spirit bright. What fun it is to ride and sing this Lincoln song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh.
e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto tanto bene, sai. È una catena ormai che scioglie il sangue da me, sai. Vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare nella bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte. Quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, sai, ma tanto tanto bene, sai. È una catena ormai che scioglie il sangue da me, sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini a me ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, la vita che finisce, ma lui non ci pensa poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricomincia il canto. Scioglie il sangue e rinde bene, sai.
you wanna dance? Don't you wanna dance? Say you wanna dance. Don't you wanna dance? Don't you wanna dance? Say you wanna dance. Don't you wanna dance? With somebody who loves me. With somebody who loves me. With somebody who loves me. Joy to the world. Joy to the world. Receive a key. Oh. Let earth receive the key. Joy to the world. Joy to the world. Let earth receive the key. Let every car, let every roof, and never nature see, and never nature see, and never nature see. Joy, sing it. Joy to the world. The same. The Savior reigns. Man, the sun, and oh. The man, the song and blood. What feels and blood, Roxy's and flame. Repeat something joy, repeat something joy, repeat something joy. Sing that song, sing joy to the world. 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 Sing that song, sing joy to the world, to the world, to the world.
stars. E Tatiana, e Pamela, e Paulette, Elisa, e Lisa, e virgola Lisa. E questa chi è? Agnese, Samuela, Cinzia, ok? Betta e Caterina. Sing it! Go! When I think of you, When I think of you, when I think of you, and the world's alright with me. Lord, just one thought, just one thought, just one thought of you, and I know He is, and I know He is. I'll love you lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day. Oh, that is a lovely day. Lovely day, 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 lovely day. Talk about it. A lovely day. Sing it. A lovely day, yeah. Oh, yeah. A lovely day, yeah. It's smiling A face. lovely day, It's yeah. a smile in your face. A lovely day, yeah. I know that I love a day. That's a lovely day. A lovely day, yeah. Oh. A lovely day, yeah. Gonna be a lovely day. A lovely day, No, yeah. no, 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 no. A lovely day, yeah. A lovely day, yeah. See the sunshine A lovely day, on yeah. your face. Huh? A lovely day. A lovely day, yeah. A lovely day, yeah. When you wake up in the morning. A lovely day, yeah. Oh, yeah, yeah. When you wake up. A lovely day, yeah. It's a lovely A day. lovely day, It's yeah. a lovely day, yeah. A lovely day, yeah. Early in the morning. A lovely day, yeah. A lovely day, yeah. 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 Questa vuole essere una dedica a voi, sperando di portarvi un po' di pace, un po' di serenità con queste nostre note, con questo nostro movimento, in questo momento così difficile, magari un po' pesante, un po' di sorrisi che entrano nelle vostre case. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was, When Jesus was. when Jesus was, When Jesus was. when Jesus was. He washed your sins away. Happy day, Yeah. oh happy day, Oh, happy day. oh happy day.
Siamo arrivati alla fine di questa esibizione, allora grazie Alessandro per aver portato musica, calore e atmosfera qui in studio e speriamo anche nelle case di chi ci ha ascoltato. Un grande in bocca al lupo da parte nostra, speriamo di ritrovarci anche in situazioni diverse. Vuoi fare un augurio ai nostri telespettatori? L'augurio è complicato, allora potrebbe essere un augurio molto semplice. Quindi un augurio di trovare una serenità, ma non cercarla molto fuori, ma se potete trovarla dentro di voi e nutrirla sempre di più giorno per giorno, in modo che questa serenità sia contagiosa per tutti coloro che sono vicino a voi. Aggiungo solo questo, dentro di noi è anche vicino, a volte andiamo a cercare lontanissimo, no? Quello che immaginiamo sia per noi fondamentale, non ci accorgiamo che magari davvero ce l'abbiamo vicino. Da parte allora anche di Telefriuli, di tutto lo staff, di tutto il gruppo, un augurio di buone e serene feste. Arrivederci.